Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata Onebu dedicata all'archeologia. Questa sera parleremo con l'archeologo Augusto Mulas del sito che si trova a Orani, quindi a pochi chilometri da Nuoro, e si chiama Nurdole. Prima di iniziare la serata volevo ringraziare anzitutto Augusto che che ha accettato l'invito e quindi è qui con noi oggi per parlarci di questo suo lavoro, di questo lavoro diciamo interessante su questo nuraghe che è sconosciuto ai più, non se ne parla quasi nulla. Giusto il tempo di fare la condivisione della diretta e salutare tutti coloro che ci stanno guardando dal web, che ci stanno seguendo quindi in questa diretta, compresi tutti quanti i circoli dei sardi. Sai Augusto che ci seguono i circoli dei sardi dal Messico, dal Brasile, dalla Polonia, dall'Argentina, il circolo ICNUSA di Madrid con Gianni Garbatti, il circolo di Ostia, Acqua Viva delle Fonti, tutti i circoli dei sardi insomma si interessano alle nostre dirette. Diciamo che l'archeologia della Sardegna intriga assai e forse questo alone di mistero che si è creato nei decenni precedenti ha aiutato un pochettino a divulgare il fatto che la civiltà sarda insomma ha delle peculiarità che è molto intrigante studiare, analizzare e interpretare. Allora, Augusto, allora tu mi hai proposto come argomento questo nuraghe che io conoscevo per qualche articolo che ho letto, che ha delle caratteristiche molto interessanti di cui discuteremo, però prima di parlarne vorrei che i nostri amici che ci seguono conoscono un po' del tuo passato. Tu sei archeologo, hai scritto un libro che è Sardegna, l'isola sacra, dove hai affrontato degli argomenti che io ricordo 10 anni fa quando me li proponesti, rimasi un attimino perplesso perché io ero reduce dagli studi dove insomma le interpretazioni di nuraghi erano un pochettino più concrete dal punto di vista archeologico e ti ascoltavo, sentivo quello che dicevi, però ero un pochettino titubante. Scettico. Poi invece andando avanti con gli studi mi sto avvicinando sempre di più alle tue proposte, e questo te lo dico con piacere, non perché tu oggi sei qui a parlare con me, ma proprio perché mi rendevo conto durante gli studi che le tue interpretazioni, ad esempio sui pasti rituali, ecco, io ti chiedevo un tempo, non so se ti ricordi, dicevo sì, ma quando queste persone trovano i resti di ossa all'interno dei nuraghi, non è più probabile che hanno fatto una picchettata, se li sono mangiati loro e ci sia poco di sacro? E tu invece, ecco, ti chiedo, come facciamo a proporre che questi in realtà siano dei pasti rituali? Ti rinnovo i saluti intanto, mentre le persone si stanno collegando. Allora, intanto prima di risponderti ti ringrazio per l'invito e saluto tutti i tuoi ospiti naturalmente. Allora, la domanda è chiaramente molto complessa, nel senso che distinguere i resti di pasto, interpretarli come rituali non è semplice. Naturalmente, resti di pasto da soli è chiaro che sono dei resti di pasto, ma quando questi resti vengono rinvenuti in contesti ben precisi, cioè con, non lo so, delle ceramiche diciamo specifiche, oppure anche all'interno di contesti o strutture che possono essere legate al sacro, è chiaro che quindi questi resti assumono un altro valore e soprattutto anche la quantità, perché noi conosciamo alcuni nuraghi molto importanti dove per esempio all'interno del cortile e della camera principale del nuraghe sono state ritrovate fino a qualcosa come 40 kg di ossa. Stiamo parlando di 40 kg di ossa che sono rimaste esposte per 3 millenni, quindi capisci bene che sono delle quantità che cozzano con
come dire, con l'uso civile di quella che potrebbe essere appunto una abitazione. Quindi ci sono delle caratteristiche che indicano appunto che questi resti, che poi quando parliamo di resti chiaramente facciamo un riferimento in particolare agli ossi animali. Molte volte questi resti, come nel caso del Nurdole, sono combusti, e nella maggior parte, diciamo, gli studiosi è concorde nel dire che il resto di ossi combusti sono relativi a delle cerimonie, cioè delle ossa che sono state utilizzate a scopo rituale, anche non per la semplice, diciamo così, alimentazione. Consumo alimentare. Ascolta Augusto, ma che tipo di animali consumavano? Allora, tutto ciò che un po' propone ancora la nostra terra, perché gli animali più consumati erano sicuramente gli ovini, i bovini, poi c'erano appunto naturalmente il consumo di carne della suina, e qui vedi c'è una cosa molto particolare, perché più gli scavi e gli studi avanzano, e più ci si rende conto che soprattutto in contesti di culto venivano utilizzati animali molto molto giovani, soprattutto i suini. Addirittura nel caso per esempio credo che sia la capanna del nuraghe Palmavera, ma anche un altro sito che ora mi sfugge, forse proprio anche alla Rubiu, sono stati rinvenuti addirittura fetti di piccoli suini. Poi naturalmente c'erano anche altri animali che provenivano dall'attività di caccia, come poteva essere appunto il cinghiale, il cervo, eccetera eccetera. Quindi insomma era abbastanza vasto, ecco, il tipi di animali che venivano utilizzati. Poi abbiamo anche la particolarità che in molti contesti, anche ubicati al centro della Sardegna, quindi abbastanza lontani dal mare, si trovano per esempio le valve di molluschi, di cozze in particolare, no? Magari anche in numero talmente ridotto, esiguo, che non erano sicuramente destinati al pasto, cioè per sfamare qualcuno, sembravano far più parte di una, come dire, una serie di elementi che dovevano essere diciamo presenti in quel tipo di contesto. Sono stati trovati per esempio anche all'interno degli strati del bronzo finale della torre nord del nuraghe Sant'Antine, alcuni resti di molluschi. Quindi insomma sembra strano. E insieme a questi resti animali, quali sono le... Dopo parliamo del nuraghe, queste sono delle domande che ti faccio io perché ti ho a disposizione, quindi conosco i tuoi studi e mi intrigano moltissimo. Fra tutte le ceramiche di vario tipo, di varie forme che si trovano all'interno dei siti archeologici, quali sono quelle che secondo te venivano usate con più certezza per i rituali, ad esempio per delle libagioni o per insomma rituali di versamento del vino ecco, allora, ci sono delle forme specifiche? Io penso questo, c'è stata un'evoluzione in questo senso. A partire dal bronzo finale c'è chiaramente una specializzazione delle ceramiche ad uso rituale. Lo sappiamo perché sono state rinvenute anche all'interno dei pozzi sacri, così come all'interno dei nuraghi. In particolare mi riferisco alle brocche ascoidi, no? Che sicuramente venivano utilizzate per versare appunto il vino o chissà quali altre sostanze. Noi purtroppo non abbiamo grandissime analisi, a parte l'eccellente lavoro che è stato fatto negli ultimi anni al nuraghe a Rubiu, dove si è determinato addirittura il tipo di vino, addirittura il vino bianco ottenuto da una fermentazione leggera di uve rosse, quindi conoscevano molto bene anche il tipo di la vinificazione. Esatto. Poi ci sono appunto degli ascos bellissimi a ciambella che provengono proprio sempre dal nuraghe a Rubiu, i cosiddetti vasi piriformi, ma un contenitore che sembra essere coinvolto in tante cerimonie sono le spiane, probabilmente perché venivano utilizzate per trasportare anche magari il cibo, che sicuramente poteva essere anche un alimento utilizzato nel culto, ma sicuramente mangiavano anche, perché non è che non erano stupidi, quindi certo.
Esattamente, ci sono delle bellissime... il sacrificio animale fino a un certo punto, diciamo, va bene, facciamo il sacrificio, ma intanto mangiamo cibo buono. Guarda, in questo senso sono interessanti molto due siti. Intanto Sumulinu, dove nella camera principale, il vano è, l'elemento osseo prevalente era la mascella del maiale, ma proprio è chiaro che quell'elemento era, lo scrive anche il professor Ugas, era sicuramente necessario ai riti che venivano svolti lì dentro, e anche quindi quell'animale lì, in particolare il suino giovane. Poi d'altro canto la guancia del maiale è una delle parti più squisite, così come anche dei pesci. Le guance dei pesci sono per i palati fini, diciamo. Quindi, fini, esatto. Vabbè. E poi proprio il Nurdole, dove la Fadda, la dottoressa Fadda, l'archeologa che scava il nuraghe e che lo riporta alla luce con tutto il suo complesso di reperti e del monumento in sé, lei individua delle capanne del villaggio contenute all'interno dell'antemurale che secondo lei erano proprio usate come cucina, tra virgolette, questo lo dico io, cucina del sacrificio, perché in quelle capanne ci sono appunto delle accentrazioni di focolari e di ossa animali che probabilmente poi venivano utilizzati nei rituali che si svolgevano in quel nuraghe. Ascolta, ti faccio un'altra domanda, poi iniziamo con le immagini, anche perché così chi ci sta ascoltando non vede solo le nostre due facce, insomma, vede anche un pochettino di reperti. Esatto. Ecco, c'è una cronologia entro la quale i rituali diventano più o meno frequenti? Visto che i nuraghi sono stati, diciamo, frequentati per 700-800 anni, insomma, i dati questi sono. C'è un periodo specifico in cui cambiano le destinazioni d'uso, ci sono dei sacrifici particolari, oppure è genericamente spalmato in 7 secoli, questo dei rituali? No, sicuramente c'è un periodo, allora, se parliamo appunto di nuraghi e parliamo di riuso, che poi è, diciamo così, il settore, l'ambito nel quale appunto ho fatto sia il libro di cui parlavi prima, che della tesi per la scuola di specializzazione, diciamo che l'ambito che prima, già a partire dai tempi di Lilliu, aveva individuato come riuso cultuale del nuraghe a partire dal XIX secolo a.C., quindi siamo nell'età del ferro, con l'affinarsi degli studi questa età sta risalendo sempre più. Adesso siamo, nella mia tesi appunto parlo del bronzo finale pieno, ma ci sono alcuni contesti, come per esempio il Nurdole, che arrivano e sono a cavallo tra la fine del bronzo recente e l'inizio del bronzo finale, anzi, se utilizzassimo altre cronologie, ricadrebbero proprio all'interno del bronzo, alla fine del bronzo recente. Ecco. Poi più in là non possiamo spostarci, ma anche perché, come ti dicevo prima, secondo me c'è stata una specializzazione dell'offerta, sia dal punto di vista della ceramica, ma soprattutto dell'offerta degli oggetti di prestigio. E quindi qui stiamo parlando delle offerte chiaramente in bronzo, e quindi dei bronzetti, delle spade votive, delle lance e via discorrendo, che vedremo poi sono ampiamente attestate lì al nuraghe Nurdole. Quindi io credo che all'inizio distinguere il contesto votivo è un po' più complicato, perché non c'era questa specializzazione sia della ceramica utilizzata in quell'ambito, e sia forse neanche tutta quella ricchezza che invece poi esplode nel bronzo finale e nel primo ferro. Basta pensare al Nurdole, ma basta pensare per esempio al sito di Sarkis-Forros, dove anche lì centinaia di reperti. Quindi... Ne approfitto di questo ultimo che hai nominato, Sarkis-Forros, perché venerdì prossimo avremo come ospite l'archeologa Gianfranca Salis e parleremo proprio di Villa Grande. Quindi approfondiremo proprio questo argomento, questo lo dico per chi ci sta ascoltando. Va bene. Adesso passiamo alle immagini. Ti giro una domanda che sta facendo un nostro amico per quanto riguarda i vasi piriforme, ok, sì, cioè a forma di pera. Chiede, sì. ma ci sono delle ipotesi sull'elemento definito falso beccuccio? Sì, alcuni ci vedono appunto un finto versatoio,
Altri hanno avanzato l'ipotesi che invece siano, in alcuni casi, in alcuni vasi si può avanzare questa ipotesi, che sia appunto la rappresentazione della semiluna. Della luna crescente, della luna, Esattamente. ok. Come per esempio questo simbolo lo vediamo nettamente nella cosiddetta vasca A Sumulinu, rituale del Sumulinu. a Quindi, Villanova Franca, sì. esatto. Però io onestamente propendo più per il falso versatoio, anche perché ci sono, per esempio, il vaso piriforme del nuraghe Sant'Antine, quello che è stato ritrovato nel pozzo della Torre Nord, è spettacolare, perché oltre la bocca, diciamo, principale, ha dei falsi versatoi e poi ha anche dei beccucci in Sì, alto sì, che servivano anche quelli per versare, quindi un molto reperto molto particolare. complesso, Sì, molto sì, sì. particolare. Va bene, Augusto, io direi, allora abbiamo superato le 120 persone che stanno ascoltando, io non ho più parole per ringraziare tutti quelli che insomma si collegano, mi danno tantissima energia per continuare, perché molte volte anche io vengo preso da momenti di sconforto, dico adesso che cosa faccio, chi posso invitare? Perché ho sollevato moltissimo l'asticella e ormai i più bravi li ho tutti invitati, quindi per sollevare il livello non so che cosa dovrò proprio fare. Allora, vediamo un pochettino di condividere lo schermo. Va bene. E eccoci qua. E io vado a chiudere la mia e iniziare dall'inizio con la condivisione delle immagini che mi hai preparato. Quindi procedi pure con una descrizione di questo nuraghe, insomma, giusto per capire dove ci troviamo. Sì, guarda, Pierluigi, se vuoi puoi anche andare avanti direttamente all'altra slide. Questa naturalmente è un'immagine dall'alto del nuraghe nelle condizioni in cui versa attualmente. Ecco, dove ci troviamo? Ci troviamo appunto a Nuoro, in provincia di Nuoro. Poco fa tu hai detto appunto giustamente il nuraghe tempio di Nurdole, del comune di Orani. Invece ultimamente pare che il nuovo piano comunale fatto dal comune di Nuoro, il monumento rientri in toto all'interno del territorio del comune di Nuoro, e in effetti è molto più vicino a Nuoro che a Orani, si trova nelle immediate vicinanze della zona industriale del comune di Nuoro, il nuraghe, non è molto lontano da lì. Quindi è costruito su una montagna, vedete, una quota di 700 metri sul livello del mare, di appunto come geolitologia granito arenizzato. E secondo gli studi della dottoressa Fadda, sarebbe appunto il nuraghe sarebbe stato edificato tra il 1500 e il 1400 a.C., ma grazie a tutti i reperti che sono stati rinvenuti, la vita di questo nuraghe è stata lunghissima, perché alcune offerte sarebbero riconducibili a periodi storici, quindi siamo intorno al III secolo avanti Cristo. Se vuoi, ecco qua, possiamo andare avanti. Il nuraghe è un nuraghe quadrilobato con una torre centrale, alla quale poi aspetta, Augusto, ogni tanto io ti interromperò perché per gli addetti ai lavori le parole sono abbastanza semplici, però quadrilobato c'è qualcuno che non sa di cosa si tratta, quindi diciamo che un nuraghe quadrilobato è quello che ha la torre centrale circondata da altre 4 torri un pochettino più basse e quindi forma in tutto 5 torri. Ok, andiamo avanti. Esatto. Sì, questo è importante però, perché a volte si vede, ci sono discussioni su questa numerazione delle torri, no? Quando si parla infatti di nuraghe quadrilobato, trilobato, pentalobato, si fa sempre riferimento alle torri esterne, perché chiaramente un nuraghe quadrilobato ha 5 torri se contiamo quella centrale, quindi è un'osservazione giusta, non assolutamente. Comunque tutta l'area appunto del nuraghe era circondata da un antemurale. In questa foto vediamo l'ingresso così come è stato scavato, perché ricordo che gli scavi dell'archeologa Fadda iniziano agli inizi degli anni 80, anzi forse il primo scavo dovrebbe essere relativo al 1987, viene riportato in luce il nuraghe e una parte delle capanne, poi ci fu tutta una serie di campagne di scavo che insomma
vennero iniziate perché purtroppo all'inizio, prima dell'intervento degli archeologi, della dottoressa Fadda, il nuraghe era stato ampiamente visitato dai tombaroli. Quindi, diciamo così, lo scavo inizia come scavo d'urgenza. Nonostante questa attività, che probabilmente si è protratta per periodi anche abbastanza lunghi, io parlo dell'attività dei tombaroli, il nuraghe ha restituito una quantità straordinaria di oggetti, cioè si parla di qualcosa come migliaia di manufatti solo metallici, tra interi e frammentari, quindi un numero infinito proprio di reperti. Perché poi ho messo anche la foto dell'ingresso dell'antemurale? Perché durante lo scavo, già nella nicchia che si trova nel breve corridoio dell'antemurale, venne una nicchia molto bassa di 1 metro e profonda circa 2 metri, sul piano esattamente dove stai indicando, lì sulla destra, vennero ritrovati già lì un sacco di doni, diciamo, di oggetti di pregio, come alcuni bronzetti e soprattutto anche dei grani di pasta vitrea, ma in particolare anche, adesso mi sfugge il nome, ambra, dei grani enormi d'ambra. Quindi già dall'ingresso, già dall'antemurale, dalla nicchia dell'antemurale, si trovarono tantissimi reperti. Poi possiamo procedere perché... Beh, direi che colgo questa tua osservazione per dire che siccome si discute tanto sulle funzioni dei nuraghi, io dico le funzioni dei nuraghi perché continuo a sostenere che i nuraghi fossero talmente pregiati come edifici che idearli per una sola funzione lo trovo riduttivo. Però, a prescindere dalle varie funzioni, il solo fatto nell'ingresso, quindi nell'antemurale, di avere così tanti reperti, tra cui l'ambra, che è un materiale pregiatissimo che viene dal mare del nord, quindi ha viaggiato, e insieme a lui avranno viaggiato le persone che lo trasportavano con le loro idee, con le loro tradizioni e culture. Mi sembra riduttivo dire magari che questi nuraghi fossero delle abitazioni oppure avessero insomma delle funzioni banali. È evidente che ci troviamo davanti a luoghi prestigiosi, giusto Augusto? Sì, no, ma arriveremo anche a questo che stai dicendo tu. Io propendo per l'uso cultuale del nuraghe, questo sì, però io parlo dell'idea diciamo di base, cioè perché viene costruito il nuraghe, che poi il nuraghe svolga anche altre funzioni, cioè come per esempio dell'accumulo delle ricchezze della comunità, ma anche proprio il Nurdole, ne parleremo. In questo nuraghe sono stati ritrovati contenitori di sughero e di legno con all'interno i cereali che erano stoccati praticamente. Quindi è probabile, è lecito pensare che il nuraghe fosse anche un centro di accumulo e di ridistribuzione del bene della comunità che ci viveva intorno. Poi quindi, però, quindi aspetta, tu ipotizzi questo, che alla fine ci stiamo avvicinando a quell'idea di sistema di palazzo, cioè centro di redistribuzione delle risorse, dove tutti conferivano qualcosa all'interno del nuraghe perché in ogni caso poi si sarebbe redistribuita questa quantità di derrate alimentari o di oggetti utili insomma alla comunità, e quindi una società che è abbastanza egualitaria, non vedo sì, assolutamente. Secondo me sì, una società egualitaria. Poi questo noi lo deduciamo anche dall'uso, cioè dalle tombe dei giganti, che sono appunto delle sepolture collettive dove non si distingue il rango sicuramente delle persone che venivano sepolte all'interno. Però secondo me la domanda è un po' sempre stata mal posta, cioè bisogna chiedersi qual è il motivo per cui il nuraghe veniva costruito. È un motivo militare, è un motivo legato ad un uso civile o è un motivo religioso o legato o tutto insieme? O tutti insieme. Io invece penso che, anche testimoniato dal fatto che poi intorno ai villaggi, intorno al nuraghe spesso e volentieri ci sono i villaggi, che quelle sì che sono le vere abitazioni. E quindi il nuraghe ha una funzione che secondo me va ricercata appunto nell'ambito, nella sfera del sacro, principalmente. Che Andiamo poi assolva avanti. anche altre funzioni mi sembra normale, non c'è dubbio.
Allora, qui vedo dei segni di bruciatura in Ecco, questi ti conci spiego. lavorati, questi conci a rilievo. Ecco, esatto, perché noi siamo partiti dall'ingresso dell'antemurale. Sì, Secondo giustamente gli scavi dell'archeologa Fadda, praticamente a un certo punto, una volta entrati nell'antemurale, partiva una via che lei ha definito una via sacra lastricata, lungo sì, la quale si trovavano degli elementi legati al culto. Questo è quello che rimane di un focolare in trachite. Ok? Noi ne vediamo solo una ok, parte, il resto evidentemente sotto il muro. sì, Vedete, fatto da conci che avevano un profilo chiaramente triangolare e che erano modanati all'esterno. sì. Percorrendo questa via, dovrebbero esserci le altre immagini se non sbaglio più avanti, ecco, lungo gli ingressi delle capanne, sempre su questa via, chiamiamo lastricata cosiddetta via sacra, sono state trovati puntali e punte di lance infisse negli ingressi delle capanne, esattamente quella che stai indicando. Questa Sì, è in rame? O che sì, sì, materiale è? sì, Rame? no, no, dovrebbe essere Bronzo? bronzo, In bronzo, sì. bronzo? Ok. Sino ad Accidenti. aggiungere poi, ecco, queste capanne che noi vediamo così, ma forse c'è qualche diapositiva un po' migliore, ecco, quelle che vediamo Allora, qua. vediamo un attimo di ripercorrere questa via lastricata. Allora, dammi delle indicazioni su dove Ecco, partendo da vuoi. dove sei posizionato, diciamo, in quella zona lì, un po' più in basso, alla fine, proprio all'inizio della slide, noi non lo vediamo nel disegno, lì c'era quel focolare che abbiamo indicato prima. Ah, Poi, perfetto. lungo gli ingressi di queste capanne, ma qua ne vediamo solo alcune, pare, cioè come viene detto appunto negli articoli che sono stati pubblicati tantissimi articoli su questo nuraghe, anche questo è giusto dirlo, molto belli, molto interessanti, corredati da bellissime immagini, tra l'altro. Ecco, si trovavano appunto queste lance infisse lungo gli stipiti, diciamo, e gli ingressi delle capanne. Quella che Perfetto. stai, diciamo, indicando con il cursore è appunto questa via sacra che portava all'ingresso, se prosegui a fianco alla vasca, ecco lì, dove c'è quel grande masso di granito, lì si intravede sopra il masso l'architrave d'ingresso, Con una vedete, finestrella. dell'antemurale, esatto, da lì si accedeva al cortile centrale del nuraghe. Un corridoio molto Perfetto. lungo, peraltro, è un corridoio di ben 7 metri che poi sfociava appunto all'interno del cortile centrale del Ascolta, nuraghe. ti fermo un attimo, Augusto, ma questo edificio quadrangolare pavimentato che si vede qua, quindi il visitatore se lo trova sulla sinistra, è una cosa più recente? Esatto, sì, poi abbiamo delle immagini che sono Ah, più. lo vediamo dopo allora, va Esatto, bene. no, no, ma sì, allora, secondo appunto gli studi, gli scavi appunto effettuati, il nuraghe che viene appunto costruito tra il 1500 e il 1400 a.C., intorno al 1200, le date sono proprio quelle che vengono fornite negli articoli, nelle pubblicazioni scientifiche, nel 1200 il nuraghe cambia destinazione d'uso, secondo Sì, appunto l'archeologa che l'ha scavato, e viene trasformato in un santuario. Quindi questa perfetto. trasformazione che cosa ha prodotto? Ha prodotto la costruzione di una canaletta che poi vedremo nelle altre immagini che attraversa l'antemurale, una canaletta raffinatissima, che Sì. raccoglieva l'acqua da una fonte sacra che si trova all'interno del nuraghe. Eccolo, se sali un po' in alto col cursore, ecco, quello è l'ingresso della fonte sacra, quello a sinistra. Questa, Esatto. Mentre quello perfetto. a destra è l'ingresso della torre centrale. Ah, E quindi hanno qui messo una torre centrale con una torre con la fonte affiancate. la torre sarebbe, diciamo, quella un po' più in basso a sinistra. È quadrilobato, eh? Non si Ah, distingue ok, ok, bene. sì, adesso, ok, questa è una torre, eccolo qui, Esatto, questa è l'altra torre, esatto. L'altra non la vediamo perché è l'altra coperta. è dietro e poi l'ultima Esatto, è questa. Perfetto, esattamente. ho capito perfettamente, va bene. Andiamo Quindi avanti. la vasca che dicevi tu è orientata perfettamente, cioè è verso sud. Questo è il lato Sì, sì, sud del nuraghe, ok? perfetto, perfetto, sì, sì. Beh, un po' come consuetudine nei nuraghi, l'esposizione verso la luce, verso le zone di luce. Sì. Ok, andiamo avanti con le immagini? Certo, no, Dimmi tu. dicevo, quindi nel 1200
a cavallo tra la fine del bronzo recente e l'inizio del bronzo finale, il nuraghe viene trasformato in luogo appunto di culto e la fonte, sempre secondo gli scavi, i dati che emergono, viene sacralizzata. Perfetto. E diventa appunto una fonte sacra, mentre in precedenza sarebbe, diciamo così, stata utilizzata per le necessità, diciamo, quotidiane della comunità che viveva lì presso il nuraghe. Va bene. Eccoci ecco, qua. Questa diapositiva l'ho messa, qua siamo già dentro il cortile. Perché è importante questa immagine? Perché all'atto appunto del momento in cui il nuraghe sarebbe stato riconvertito a luogo di culto, anche il fondo del cortile è stato ripavimentato. Lo vediamo bene da qua, perché quello che si vede all'interno probabilmente è il piano di calpestio originale. Vecchio, sì, esatto, quello esterno è il nuovo piano del cortile. Quindi da questo gradino, per intenderci, chi deve affrontare la scala deve prima scendere e poi salire. E poi salire, quindi sicuramente al piano della scala si trova il piano di calpestio diciamo del 1400-1500 a.C. Esatto, mentre qui siamo nel quello. Perfetto. Perché sotto questo nuovo piano di calpestio realizzato sono stati tenuti dei frammenti di ceramica cosiddetta impressa a pettine strisciato e quindi dà una collocazione cronologica che è appunto tra 1500 e 1400 avanti Cristo. Va bene, andiamo avanti. Eccoci qua. Ah, ecco la via lastricata. Ecco, lì siamo già all'interno del cortile. Sì. Nel momento in cui il nuraghe è stato appunto fornito di questo nuovo impianto cultuale, però i costruttori pare che abbiano appunto, come scrive la dottoressa Fadda, abbiano comunque conservato al di sotto della nuova pavimentazione un canale che era stato scavato a partire proprio dalla fonte nel granito e che portava l'acqua a quella piccola conca che adesso tu stai indicando. Quindi perfetto. Anche questo è abbastanza singolare, farebbe pensare che evidentemente l'uso a scopo cultuale, visto che c'era una canaletta precedente che portava a una conca, probabilmente aveva una sua importanza già da prima. Perfetto. Ecco, qui vediamo anche quell'edificio quadrangolare di cui parlavamo prima e qui vediamo anche questa canaletta che fuoriesce dalla muratura principale per arrivare fino a qua. Vabbè, tanto ne parleremo durante il nostro viaggio, giusto? Quindi ripetiamo un attimo, in arancione questa è la vecchia canaletta scavato nel piano roccioso che attraversava tutto quello spazio lì. In realtà adesso quello spazio, diciamo, è il corridoio d'ingresso del nuraghe che accede appunto al cortile. Invece quelle scale sulla destra sono le scale che abbiamo visto esattamente, quelle che abbiamo visto prima nella diapositiva, che portavano agli spalti superiori. Perché? Quindi al bastione, Esatto. È un particolare molto importante questo, perché la torre sud, che è questa sulla destra in basso, no, scusami, sempre sull'antemurale. Questa? Esatto, che lì era lì. Sì. Ecco, quella torre lì non aveva accesso a fil di suolo, ma si poteva entrare all'interno solo attraverso delle scale mobili. Lì dentro sono stati trovati degli oggetti molto molto importanti, come per esempio le raspe, il cunei e tutti quegli attrezzi, oltre che a delle ceramiche molto molto belle e raffinate, e tutti gli attrezzi che vennero utilizzati per lavorare i conci che poi hanno appunto formato la vasca e le canalette. Quindi è evidente che i conci siano stati lavorati lì proprio nel sito del nuraghe, perché sono stati ritrovati durante gli scavi anche tutte le schegge di lavorazione dei blocchi di tracchite, che arrivava da lontano. La tracchite probabilmente arrivava addirittura dai territori del comune di Oniferi. Quindi c'è anche quella è zona granitica, quindi è tutto granito lì, esatto. Certo. Va bene, andiamo avanti. Eccola qua, quella vaschetta che mi dicevi. Esattamente. Perfetto. Quindi la via sacra è questa.
conduceva intenderci. sino all'ingresso, partendo diciamo dall'antemurale più o Sì. meno, passando attraverso le capanne per raggiungere poi all'ingresso del nuraghe. Perfetto. Ok. Questa è una foto dell'interno, quella che vediamo sostenuta sulla destra da una tavola di legno è la fonte sacra, vedete che ha una luce trapezoidale l'ingresso, e all'interno c'erano credo 4-5 gradini, mentre a destra vediamo l'ingresso dalla torre principale. Perfetto. Una cosa molto curiosa è che all'interno della fonte sacra, infissi negli spazi dei conci isodomi, perché la parte più bassa si vede bene, no? Era realizzata in conci isodomi, anche quelli in trachite. Aspetta un attimo, Augusto, che concisodomi sono solo per addetti ai lavori. Concisodomi sono queste pietre che vengono lavorate in maniera elegante e simmetrica, in modo da formare quasi dei blocchetti, mentre l'altra muratura, vedete, è sbozzata. Ok, quindi concisodomi sono questi. Va esatto. No, è molto importante perché all'interno di quella fonte sono state ritrovate infissi proprio negli spazi, interstizi tra i blocchi, un sacco di spilloni nuragici e lame di pugnale. Quindi evidentemente esisteva anche in questo caso una ritualità che per noi chiaramente è difficile da interpretare, che prevedeva anche l'abbandono di questi oggetti infilati all'interno appunto della fonte, dove tra l'altro all'interno sono state trovate delle olle a colletto distinto che ci rimandano invece all'età del bronzo finale. Ascolta, ma secondo te, siccome queste lame, questi spilloni, diciamo la deposizione della spada, dell'arma, è un rituale che troviamo anche in altre popolazioni, il culto del guerriero, il patto di sangue, come lo vedi questo? Stiamo un po' esulando dal nuraghe in questo momento. Ti sto chiedendo, secondo te, che tipo di segno voleva indicare l'offerta dello spillone o della spada o del pugnale? Allora, io per quanto riguarda lo spillone nuragico faccio una distinzione, perché lo spillone nuragico, se uno va a guardare gli spilloni nuragici, è praticamente uguale a quello che noi in sardo chiamiamo sistisiddu. Non so se tu hai mai visto un istisiddu nel nuorese, a Siniscola, diciamo, lo chiamano così, ed era un lungo ago diciamo, crinale, che ancora agli inizi del Novecento veniva utilizzato per ammazzare i maiali, conficcandoglielo all'altezza della carotide. Quindi, naturalmente, è una semplice ipotesi, magari questo genere di utensile poteva essere utilizzato nell'uccisione rituale di qualche animale, mentre poi invece per quanto riguarda le lame proprio di spade o di pugnali, magari lì entriamo in un altro ambito che magari può essere più collegato, per carità, perché no, anche alla sfera dell'arte militare, oppure anche collegato, come capita in altri contesti, alla caccia, quindi alla cosiddetta la caccia rituale, sì, la caccia sacra, per intenderci. Esatto. Ascolta, mi fermo ancora un attimino su alcuni dettagli, perché questo delle spade conficcate mi intriga molto. Io da piccolo guardavo Walt Disney, La spada nella roccia, Re Artù, eccetera, eccetera, e poi da grande le ho trovate in archeologia, quindi ho detto, ma insomma, questo Walt Disney non si è inventato niente, nel senso che su Tempiesu di Orune abbiamo visto che nella cuspide del doppio spiovente c'erano delle spade conficcate sopra. Ricordo che anche a Sassè de Soscarros di Oriena c'era una sorta di tavola con le spade, con queste lame conficcate, quindi un rituale condiviso da molte genti nella Sardegna nuragica. Sì, anche ad Abini, a Tetti, è stato rinvenuto proprio, come dicevi tu, la pietra in alto del tempio a cuspide, dove venivano messe proprio le spade, come molto probabilmente molto simile su Tempieso, a cui facevi riferimento. Però è anche vero che noi troviamo delle spade cosiddette appunto votive, che al loro apice invece hanno conficcato un animale che viene trafitto. In alcuni casi l'animale è addirittura rappresentato con la lingua di fuori,
Ah, Quindi quelle le ho visti al Museo di Cagliari, ce ne sono molte, sembravano degli spiedi con l'animale, scusate le parole povere, io preferisco il linguaggio, insomma, è quello nostro, dei nostri ascoltatori, no, è giusto, è giusto. con degli animali conficcati, come se fossero stati appunto, come si può dire? Infilati proprio nello spiedo, in segno di sacrificio verso le Esatto. divinità. Ho capito. La maggior parte di quelli che stai appunto descrivendo provengono proprio da Abini. Ok. Andiamo avanti. Allora, vediamo se riesco a ritornare nello schermo. Qui mi sono un attimino ingolfato nella... ok. In questa eravamo, giusto? Sì, sì. Ok, allora andiamo avanti. Ah, ecco la canala. Ecco, Ok. qua è vediamo molto bene, no, questo apprestamento che è stato realizzato all'interno del cortile. Queste canalette, ecco, a proposito di conci isodomi ben lavorati, si vedono nell'immagine, no? Vedi anche la tecnica costruttiva che un po' ricorda anche, se vogliamo, vedi la sporgenza di un blocco sopra l'altro, un Sì, po' la realizzazione sia su Tempiesu, no? Che sia anche il lo pozzo di Santa stesso Cristina. è Santa Cristina, Il esatto. pozzo di Quindi Santa Cristina, la linea di luce, diciamo che si trova come scanalatura fra un concio e l'altro, nonostante siano ad aggetto, cioè vanno a chiudersi verso l'alto, però sono rincalzati verso l'interno. sì, perché probabilmente poi gli studi avrebbero dimostrato che a una certa altezza diciamo, questo ambiente era diciamo, piattabandato, cioè c'erano appunto dei conci che chiudevano la parte alta, però sono Sì. stati ricavati, se noti sulla destra, anche due piccoli ambienti che evidentemente permettevano l'accesso delle persone per la pulizia della canaletta. Ah, ecco, Si vede molto bene perfetto, questo particolare guardando la planimetria dall'alto. dall'alto. La canaletta partiva da un supporto circolare, che possiamo vedere magari nella diapositiva successiva, Va bene? Eccolo. eccolo, ma questo supporto, come possiamo vedere, alcune parti di questo supporto, guarda, sono conservate lì sulla sinistra, Questo? no, No? Eccoli attaccate al qua, muro, eccoli eccoli lì. qua, sì, sì. Io ho lo Praticamente schermo piccolo, quindi devo un po' sforzare la vista. Eccoli qua. Sì. esatto, andavano a configurare una sorta di piccola tolos che chiudeva appunto questo basamento rotondo. Nelle Quindi slide successive, questo che sto indicando dovrebbe essere la punta, la cuspide, esattamente, giusto? sembra una sorta di Ok, versatoio. ok, ho capito. Ascolta, il materiale della canaletta era trachite, giusto? Quella Perché è è più tutta facile. trachite. Beh, certo, in granito sarebbe stato abbastanza impegnativo da, Sì, da però lavorare. Sì. si sono sicuramente impegnati per reperire e trasportare il materiale. Ricordiamo che siamo a 700 metri anche d'altezza, e quindi insomma Ecco, non è stato semplice. Poi se ecco puoi qua. andare anche avanti, Un'altra immagine. Ma sono sì, mammellate sul queste lato canali? sinistro presentavano delle bugne, la Ah, canaletta. eh, veramente spettacolare. No, Veramente è un spettacolare. sito straordinario. Ecco, questa Mm, invece è una foto che dobbiamo alla cooperativa L'Arco che gestisce su Tempiesu, perché negli mm. anni Ottanta questa cooperativa, oltre che gestire il sito, non il Nurdole, sempre chiaramente su Tempiesu, si occupava anche di restauro e di scavo archeologico, quindi hanno collaborato allo scavo e un giorno che mi sono recato lì in visita, la foto la devo proprio, è una foto di una foto chiaramente, la devo proprio all'amico Peppino Goddi, e Ah, che hanno salutiamo, che so che provato, ci segue. esatto, hanno provato a ricostruire con i conci appunto che hanno ritrovato la forma originaria appunto, del manufatto. E noi lo abbiamo ricostruito grazie a un disegno dell'amico Gerolamo Vesiana. Ecco, Eccolo qua. Ah, probabilmente, ecco, questa era la punta che abbiamo visto due immagini fa. E quelle sono esatto. le bugne, diciamo, le mammelle, il concio con le mammelle. Perfetto. Quindi io ipotizzerei un rituale fertilistico qua legato alla donna, legato al concepimento, all'acqua che scorre, poi ci dà proprio il senso di vita. Sì, no, e poi come ti dicevo prima di iniziare la diretta, su questa pavimentazione
la FADA ha documentato che la maggior parte dei bronzi zoomorfi erano conficcati proprio negli spazi del lastricato, lasciati Quindi, liberi. per intenderci, c'erano dei bronzetti a forma animale Sì, che erano stati infilati nella pavimentazione. Quindi esatto. sicuramente è un rituale importante. Un'altra testimonianza che ci dice che queste non sono certo abitazioni, chiaro? Certo. E poi ricordiamo gli spilloni inseriti insieme alle lame di pugnale dentro la fonte sacra. Perché poi adesso dovrebbe esserci una Qua slide dentro. là Qua dentro, dentro. esatto. Questa è la fonte, questa è la torre. Perfetto. Esattamente. Andiamo avanti. Ecco, questa è una foto che avevo fatto io in una delle 4-5 visite che ho fatto al nuraghe. Ora direi che non è neanche tanto consigliabile perché è anche abbastanza pericoloso e oltretutto possono procurare anche dei danni alle strutture rimanenti. Comunque, all'interno della torre principale, della camera principale, che è abbastanza piccola, un diametro di massimo 3 metri, 3 metri e mezzo, durante gli scavi è stato ritrovato un altare composto da 2 conci di questo tipo. Ora se ne vede solo uno, mentre lungo il profilo della torre c'era un bancone sedile. Quindi anche all'interno della camera c'erano degli arredi legati al culto. Questa invece è la vasca esterna, come una vasca di circa 7 metri e mezzo per 6,5, quindi una superficie abbastanza importante. Ascolta, ma queste pietre che formano il pavimento sono originali? Sono state utilizzate per, sì, è la pavimentazione originale. Ma sono fantastiche, c'è una precisione incredibile. Non solo, ma negli angoli, in alto a sinistra e a destra, perché la vasca aveva una certa pendenza, diciamo, verso quella parte lì, sono stati trovati dei fori di scolo che probabilmente venivano tappati con dei cunei di trachite. Quindi la vasca si riempiva. Ok. E infatti la professoressa Fadda, la dottoressa Fadda, diciamo, ipotizza l'uso, cioè che venissero fatte delle cerimonie, diciamo, ordaliche, no? Delle immersioni, un po' come poteva avvenire in altri siti molto celebri, no? Penso a Surumanzesu, no? Con quella bellissima vasca, sì, la vasca con la gradinata. Ascolta, invece queste pietre qua, è tutto tracchite naturalmente questo, no? È tutto tracchite. Sono delle pietre lavorate di Conciati, noto qui, delle pietre molto particolari. Anche qua, guarda, nell'angolo fra l'una e l'altra c'è questo bellissimo elemento sagomato interno e sagomato all'esterno. Un po' come la solita tecnica utilizzata dai nuragici, il concio a T a incastro, le 2 code andavano a incastrarsi e in più i conci erano tenuti in unione da delle grappe di piombo, anche qui, mentre all'esterno avevano una modanatura bellissima sulla parte alta del concio, cioè quindi c'era veramente l'attenzione anche all'estetica e al gusto, non solo diciamo al lato pratico, no? Della costruzione Sì, ma un po' io ho notato che gli edifici dedicati al sacro hanno sempre questa ricerca particolare, oltre alle offerte votive che sono sempre numerose, hanno proprio questa ricerca estetica del bello, eseguito con metodi raffinati o addirittura con policromia, quindi andavano a cercare le pietre colorate, penso a su Tempiesu di Orune ad esempio, andavano alla ricerca di queste pietre scure oppure rossicce oppure luminescenti e le infilavano nella muratura per dare questo aspetto proprio elegante. E parliamo di oltre 3000 anni fa, non dimentichiamo mai l'epoca. Poi anche particolare il fatto, vedi, qua si vede bene in questa diapositiva, che abbiano voluto inglobare all'interno della vasca anche questi spuntoni rocciosi di granito. Questo è granito, vero? Esatto, quindi anche questo secondo me non è casuale, potevano tranquillamente eliminarli probabilmente, oppure costruire la vasca un po' in un'altra posizione, invece hanno deciso di inglobarli all'interno, forse proprio per dare questa varietà che dicevi tu anche di colori, no? Sì, e poi il granito è sempre un materiale, insomma, che quando viene colpito dai raggi del sole diventa luminoso, quindi è fantastico. Anche qui vedo dei conci lavorati, vedi.
bellissima, una vera meraviglia. Questo è un Ok, confronto che abbiamo fatto invece con la pavimentazione della torre, cosiddetta torre o camera del sito di Gremanu, dove vediamo affondi. che anche qui la pavimentazione di questo ambiente così importante, con questo muretto, vedi, quel muretto che vedi ecco, quello centrale, quel setto divisorio che dici tu, Sì, era addirittura composto da 3 colori diversi, il bianco, il rosso e il giallo, e c'erano delle protomi di ariete in questo. Però quello che colpisce, almeno a mio avviso, è proprio l'attenzione nella eseguire la pavimentazione, che è molto simile, pavimentazione. esatto, alla vasca del nuraghe Nurdole. Quindi qui siamo a Fonni, diciamo là dove c'è Esattamente, l'acquedotto sì. nuragico. Ascolta, già che stiamo guardando questa, ti chiedo un'interpretazione, ma queste nicchie a cosa servivano? Non dico nello specifico di questo sito, però quando troviamo delle nicchie, a cosa dobbiamo pensare? Che sono piccole, grandi, medie, gigantesche, avevano una loro simbologia? Cosa c'era dentro, insomma? Non lo so, dipende, cioè non è, possiamo fare delle ipotesi, Sì, sì, soprattutto se, non c'eravamo all'epoca. però per Cioè, esempio poco fa abbiamo fatto cenno al fatto che già la prima nicchia di ingresso dell'antemurale del Nurdole fosse stata utilizzata per depositare degli oggetti preziosi. ah, l'Ambra, sì, ma l'hai detto all'inizio della serata, è vero. Oppure poi siamo alla nicchia di ingresso della camera principale del nuraghe a Rubio di Orroli, dove proprio in quella nicchia nel corridoio è stato frantumato in modo rituale il famoso vasettino alabastro non miceneo. È Sì, quello stato che è stato rotto rotto, ma intenzionalmente in un rituale di fondazione, sì. la prima rottura del vaso è avvenuta dentro quella nicchia. Quindi poi io parlo, diciamo così, di quei pochi casi fortunati dove all'interno sono stati ritrovati materiali. Per esempio, a Sumonte di Sorradile, all'interno di una delle nicchie, sono stati trovati gli oggetti più pregiati. Ecco. Quindi una Quindi, sorta di pavissa, di deposito votivo, insomma. però non siamo sicuri che sia Non sempre siamo così. sicuri. Diciamo Veramente. sempre che sono delle interpretazioni, però in assenza di altre motivazioni dobbiamo pensare che quella era diciamo, la funzione di queste nicchie. Ecco, siamo ritornati a Nurdole. Sì, questa è quella, vedi, si vede il particolare del concio modanato in alto, sempre in trachite, sulla parte Ecco, alta del muro della vasca, quello che dicevo prima. questo, Esatto. sì. E quello è l'ingresso del nuraghe, quello che si vede in fondo. Guarda, eccolo là, l'ingresso dell'antemurale. Opla, scusa, sono andato avanti erroneamente. Ecco, questi sono i massi naturali in granito Esatto, e quindi il nuraghe è stato, diciamo, aggiustato sulla roccia naturale, su questo promontorio granitico. assolutamente. Poi Ok, questi naturalmente, sono reperti. sì, perché come dicevamo prima, il record, cioè quindi il deposito archeologico ha restituito migliaia di reperti tra appunto legati a manufatti metallici ma anche di ceramici. In particolare quello che vediamo in alto a destra dovrebbe essere appunto far parte di un coperchio di un contenitore, e questa era appunto, diciamo così, la presa del coperchio, e che ricorderebbe appunto un'anatra, secondo l'interpretazione di chi appunto ha scavato e ha rinvenuto gli oggetti. Si vede il segno delle narici, ma soprattutto gli occhi incavati, che lasciano pensare al fatto che magari fosse lì infilato anche qualche altro materiale particolare, no? Per dare una resa, come dire, più naturalistica dell'oggetto. E poi sono state trovate tantissime brocchette ascoidi, tazze, ciotole, olle come quella che vediamo al centro, e invece quello che vediamo sotto la testa, diciamo, del volatile è un Questo? crogiolo, è un crogiolo, Ah, quello che rimane di un crogiolo, perché molto probabilmente alcune operazioni di fusione venivano svolte addirittura all'interno della camera centrale della torre principale. Questo lo si sa perché le pietre basali, diciamo, della torre all'interno sono state trovate vetrificate, quindi dall'azione
probabilmente del calore. del Il calore calore che ha vetrificato. Sempre per non i lavori, il crogiolo è il punto dove si condensa poi durante la fusione il materiale metallico fuso. Questo. sì, Ok. naturalmente questo è spezzato, non è Sì, intero. sì, non è intero, certo. Andiamo ancora avanti. Ah, questi sono i reperti che mi piacciono moltissimo perché voglio sentire le interpretazioni di ogni singolo elemento. Andiamo, Cioè, forza, forza. adesso chiedermi le interpretazioni di ogni singolo elemento, guarda, se non è riuscito a interpretarli il grande Garbini, che è Mm, colui che ha studiato questi conci, mm, che però lui, dopo averli analizzati, lui diceva appunto che alcuni di questi segni, alcuni appunto sembrerebbero rappresentare delle pintadere, per esempio, altri sì. degli scudi. Secondo lui alcuni di questi simboli sono assimilabili a dei segni di un sigillo che è stato rinvenuto ad Asdod, una delle pentapoli filistee. Quindi potrebbero essere Presenza levantina, ho capito. presenza levantina che poi è dimostrata dal recupero di tanti altri reperti che arrivano letteralmente da tutto il Mediterraneo, in particolare dalla parte orientale e poi anche Mm, comunque dalla costa tirrenica, tanti reperti etruschi, villanoviani, ma mm. poi anche dei bronzetti di chiara origine orientale, alcuni proprio sembrerebbero dei bronzetti originari dell'isola di Creta. Ma sai, Eh, la Sardegna per la sua posizione strategica in mezzo come testa di ponte fra Oriente e Occidente, sicuramente è sempre stata interessata dai movimenti delle persone che giungevano in Sardegna e davano e prendevano tecnologie, manufatti, idee, perché io penso che i sardi fossero alla pari di tutte le altre popolazioni, cioè né più né meno, perfettamente coinvolti in questa globalizzazione dell'età del bronzo. Non dimentichiamo che l'età del bronzo è caratterizzata da tantissimi avvenimenti, non stiamo qui a ricordarli, sì, però c'è una diffusione completa di questa cultura. Noi li chiamiamo filistei, li chiamiamo fenici, li chiamiamo cretesi, ciprioti, ma in realtà erano tutti mediterranei e quindi a stretto contatto fra loro. Vedo qui anche delle spighe forse di grano. sembrerebbero sì delle spighe. Mm-mm. I simboli sono Questo disegno a losanga è interessantissimo. molto, molto, assolutamente. No, è molto bella, secondo me, un'interpretazione fatta sempre dalla Fadda. Per quanto Mm. riguarda il blocco in alto, che sembrerebbe appunto uno scudo, Questo sì, sembra il Banco di Sardegna, quello è il logo eh, del Banco allora, secondo lui, appunto, queste rappresentazioni di scudi sui blocchi no, erano messe, diciamo così, delle offerte di protezione dei fedeli, cioè lo scudo che agisce come protezione Mm, impetrata, quindi chiesta alla divinità delle acque. E in questo perfetto. senso è molto interessante un articolo scritto da Grassigli e Menichetti, che sono due archeologi, chiaramente non sono sardi, che hanno Mm, proprio fatto uno studio sull'importanza dello scudo e dello specchio nelle forme della cataptromanzia. Ok, mm. e quindi sul valore no, simbolico e magico rituale di questi simboli. Che quindi insomma anche questo è molto, molto, un aspetto molto interessante che andrebbe approfondito perché il loro studio si rifà chiaramente a reperti del continente. Probabilmente magari anche gli scudi perché la Fada trova tra i reperti scudi che sembrerebbero appartenere ai bronzetti, ma c'è solo lo scudo, uno addirittura di 9 centimetri di diametro. Quindi stiamo parlando, se fosse un bronzetto, di un bronzetto di dimensioni Mezzo veramente metro. esatto, è Certo, certo, importante. certo. Andiamo avanti, vediamo un po'. Ah, qui abbiamo stile geometrico. Vabbè. Mi Esatto. ricorda tanto Monteprama questo disegno un po' a chevron. Sì. E poi abbiamo messo un'altra slide, quella successiva, dove appunto c'è quest'altro particolare motivo no? A quadrati, uno appunto realizzato all'interno dell'altro, che è confrontabile con invece una laminetta di piombo proveniente da Santa Vittoria di Serri, quella in basso, che Questa di ha sotto. comunque, esatto, ha comunque lo stesso motivo. Le dimensioni Sì, sono diverse, il blocco è chiaramente più grande, però anche la laminetta per quello che residua siamo sui 15-20 cm. perfetto.
altri Ecco, simboli. era insomma, un nuraghe con dei conci completamente incisi, con dei simboli. Sì, È molto molto probabilmente, interessante. probabilmente erano conci, almeno così si dicono gli scavi, conci di coronamento del nuraghe, cioè Ah, nella parte posti alta. nelle parti alte del nuraghe e poi Mm. crollati. Qua alcuni esempi dei bronzi che sono stati rinvenuti, che sono straordinari, no? Vediamo, se ne vede uno in basso, si vede male, vabbè, quello è appunto Questo è un bottone un con bottone. un animale rappresentato sopra. Sì, se Mm. tu ti sposti però sulla sinistra si vede un bronzetto piccolino coricato, no? Eccolo. Eccolo là. Ecco, Sì. quello è una perfetta rappresentazione, anche se in piombo, del cosiddetto guerriero di Abini, quello con 4 scudi, cioè con 2 scudi. L'eroe, Esatto, l'eroe, due scudi, quattro braccia, quattro occhi, l'eroe, il esattamente. demone eroe di Lillio, insomma. E poi ti faccio osservare anche un altro particolare, l'offerta delle conchiglie. Sì, questo è un cardium. Sì, esattamente. Quindi, e poi una sacerdotessa sulla sinistra. Eccola. Ah, sulla sinistra, questa? Sì, questa è in Qui? basso, no, un No, po' più in questa in basso. basso. Ecco. Ah, eccola qui. Sì, me la ricordo. Questa ne ho visto una simile, forse in Ogliastra. Ok, ok, ho capito qual è questa sacerdotessa. Col copricapo a cono. Sì, 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 perfetto. Col Esattamente. mantello. Ok. Però questa ha una particolarità. Se la guardiamo magari nell'altra slide che c'è successiva, Avanti. credo, ingrandita, sì, no, ancora più avanti. Questa ancora più avanti. Poi torniamo su questa. Eccola qua. Eccola qua. Ecco, Sì. secondo gli studi, questa sacerdotessa portava nelle mani le cosiddette bende sacre. Mm. Sono state definite come delle bende sacre. A me questa è un'idea che mi è piaciuta tantissimo perché mi ha subito rimandato all'episodio dell'Iliade dove il sacerdote Crise, no, che è il sacerdote cacciato da Agamennone, appunto portava tra le mani le bende sacre. E qua siamo davanti a comunque, chiaramente non c'è nessun tipo di paragone tra i due ambiti, però Però vedere sì, lo evoca, lo certo. evoca questo ripetersi di questo appunto particolare delle bende sacre. Torniamo un attimo indietro che non voglio perdermi questi reperti. Sì, va Allora, bene. qui certo, li abbiamo visti, questi li abbiamo visti. Questo sulla destra, questa è una fiasca del Pellegrino? Esatto, miniaturistiche, Mm, bellissime tra l'altro, tutti e due. tutti e due. Sì. Sai che quella di sopra, mea culpa, non riesco a vederla come A fiasca del me, Pellegrino. sì, ma a me ricorda più quasi una stilizzazione di una torre di un nuraghe, però Eh, non lo vabbè, so, ci bisognerebbe fidiamo, vederle mi fido degli archeologi. e ci dobbiamo fidare giustamente. Allora, ecco qua qualche altro reperto, E queste sono questa delle collana in bellissime, pasta vitrea, sì sì, 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 ambra, è ambra. E poi quelle sono delle bellissime fibule, naturalmente. fibula, sì, Sì. andiamo Insomma, avanti, ecco, quello che ecco, invece vediamo a sinistra, in realtà, no? sì, Questo oggetto è stato ritrovato a Sasset de Carros, sì, però si sa con certezza che proviene che da qua, no, no, un oggetto simile è stato rinvenuto anche lì a Nurdole sì, ed è, ahimè, ai noi anzi, finito scomparso, nella cosiddetta collezione Ortiz ah ok, Credo che in Svizzera, non vorrei dire una fesseria. ok, ok, vabbè, tantissimi bronzetti sono stati Sì, persi, sì, sì, chissà sì, se li no, ma rivedremo ancora più. una volta indica la ricchezza proprio del deposito, tutto ciò Sì. che è stato appunto abbandonato attorno alla vasca, quella vasca che abbiamo visto prima. Qui abbiamo uno spillone e un pugnaletto. Cos'è questo? Un pugnaletto Sì, un pugnaletto, quello che sta nella, indicando adesso, sì, nel fodero, e questo è uno esatto, spillone. e Questo questo ricorda quello spillone. Te lo ricordi quello spillone che Bernardini aveva trovato? Forse c'erano dei segni di scrittura in uno spillone ad simbolo. Antas, Ad sì. Antas, eccolo qua, sì. Sì, gli E qui c'è spilloni un. ne Sì. abbiamo tantissimi, ne sono stati recuperati tantissimi. E Quello è questo è un un bottone. bottone con questo segno chevron
che mi ricorda molto l'acqua che fluisce. Io ogni volta che vedo questo segno penso all'acqua che scorre, non so perché. Magari invece significa tutt'altra cosa. È un bel nuraghe, eccolo qua il nuraghe quadrilobato, 4 torri con la torre al centro. Sembra l'alberello di una navicella nuragica. Esatto, dà un po' quell'impressione, più che una Sì. torre. Vabbè, naturalmente sono oggetti stilizzati, quindi... Sì, questa l'abbiamo già vista. Sì. E poi... E qui abbiamo... Sì, questo è meraviglioso, perché fra i tanti conci ne sono stati rinvenuti alcuni con la rappresentazione appunto del tridente. Ora, la prima interpretazione che è stata data al tridente è stata sempre messa in relazione con Poseidone come divinità. Ultimamente invece, grazie agli studi di Shaka, che ha rivisitato, diciamo, gli elementi che sono stati rinvenuti nella cosiddetta tomba del tridente di, credo, non vorrei dire fesseria, a Vulci, dove è stato trovato, se andiamo avanti, un tridente che abbiamo messo in diapositiva, eccolo lì, sì. Una tomba che peraltro ha restituito anche una marea di reperti, ma anche oggetti di origine nuragica, ok? Come delle brocche ascoidi e delle tazze molto raffinate. Ecco, invece, secondo Shaka, il tridente deve essere messo in relazione a delle divinità collegate alla divinità che in Medio Oriente, appunto, era responsabile delle tempeste. Okay? Il dio delle tempeste. Il dio delle tempeste, ecco qua, e quelle rappresentazioni potrebbero essere ricollegate appunto a delle... dei riti, oppure appunto dedicati, quei conci che abbiamo visto, dedicati a delle divinità legate al dio delle tempeste. Naturalmente qua siamo sempre nel campo dell'interpretazione, però certo. fatto sta che questi oggetti sono stati scolpiti e messi in bella mostra nel nuraghe, ecco, quindi eccolo qua. Ecco, quello che vediamo in alto a destra è un altro blocco del Nurdole disegnato che porta un altro tridente, sì. Molto simile a quello che tiene in mano sempre questa divinità da Nimrud. Esatto, che proveniente da Nimrud, esattamente, dal palazzo. Quindi siamo in ambito mesopotamico qui. Sì. Ok, anche qui abbiamo, qui abbiamo le classiche scene. Questa è una scrittura cuneiforme, sì, con sì. le scene del dragone, con la divinità. No, questo è il sovrano che viene accompagnato dal suo usciere con l'ombrellino. O il sacerdote, comunque la rappresentazione ancora una volta del tridente, poi sulla destra. Sì. Qui poi chi dei nostri amici che ci segue conosce il cuneiforme, poi ce lo racconta cosa c'è scritto, insomma, qua sopra. E qui siamo a Orrone. Questa è una diapositiva che non ha a che fare col Nurdole, questo è il nuraghe a Rubiu, il cortile centrale. Questa è proprio la foto del momento in cui è stato raggiunto lo strato relativo al bronzo finale. E quello che sta indicando è il grande, diciamo, bacile che è stato rinvenuto durante gli scavi, mentre a sinistra è quello che viene chiamato, che è stato denominato il focolare gradonato, perché quei gradoni erano tutti completamente ricoperti di ceneri. Si vede anche si nota la terra nerastra, appunto, dei resti di combustione. Va bene, queste sono delle slide, ma possiamo anche non... Questo è il nuraghe di Kukuru Nuraji, quello precedente. Questo invece è anche questo il nuraghe di Tireddu, il nuraghe Fontana, che anche questo nuraghe durante l'età del bronzo finale è stato riconvertito a luogo di culto, vedete, con quella focolare centrale e quei particolarissimi tavolini nella slide di destra al centro, eccoli lì, che non se ne comprende bene la funzione, mentre l'altro è un contenitore, quello in basso, quadriansato che venne rinvenuto pieno appunto di frammenti di lingotti oxide, spade votive, pannelle di rame, eccetera, eccetera. Sì. Ascolta, invece questo che vediamo in basso a sinistra, che io lo trovo abbastanza spesso, chiamiamole capanne, però è riduttivo chiamarle capanne, diciamo negli edifici per le assemblee,
tipo Palmavera, ad Sì, sì, esempio, dove sopra c'è il modello di nuraghe, no? E sono fatti proprio così. Quindi sì. sono dei conci. Questo è un Guarda, Alcarenz. quello è lo stesso focolare che vediamo nella foto in alto a sinistra, così come era esatto, Questa? quello lì. Ah, ok. Invece quello che vediamo a destra, sempre nella stessa foto, era praticamente, dovrebbe essere un Bettile Torre, un Ok. piccolo Bettile Torre che era stato rinvenuto sempre all'interno della camera centrale. Ok, aspetta che esco da qui. Tanto questo non ci interessa più, nel senso che adesso ritorniamo. Ok, ritorniamo a noi. Ah, sono già le 8:10 passate. Abbiamo ancora 140 persone che ci seguono, Augusto. Dobbiamo Sono, concludere, sono degli insomma. eroi. Incredibile. Vabbè, allora Augusto, qualcosa per concludere, quindi, visto che non possiamo andare a visitarlo questo nuraghe, c'è qualche altro nuraghe che possiamo assimilare a questo di Nuoro Orani, visitabile, dove possiamo trovare qualcuno di questi dettagli? Con queste caratteristiche purtroppo no, È unico. è Mm. un unicum eccezionale. Infatti io sarebbe bello che, visto che il nuraghe non è più visitabile, che non so, comune di Nuoro o il comune di Orani, pensasse almeno a costruire un plastico di quegli apprestamenti cultuali, chiaramente più piccolo, non è che si pretenda, però che dia l'idea di, perché insomma stiamo parlando di un manufatto, di architetture che arrivano dal 1200 a.C., cioè credo che pochi posti si possano vantare dei monumenti di questo tipo, così raffinati e Guarda, così io ti belli. devo confessare che per me è stata una sorpresa questo nuraghe. Quando me lo dicesti, io non chiaramente non posso conoscere tutti quanti i siti archeologici, e questo mi era sfuggito, cioè sapevo, ogni tanto sentivo un reperto che proviene da nuraghe, ma non mi aveva mai incuriosito. Invece con questo viaggio che ci hai fatto, questo viaggio nel passato che ci hai fatto godere, e ti ringrazio di questo, mi ha incuriosito tantissimo, e quindi andrò sicuramente anzitutto a rivedermi questa registrazione, perché voglio rivedere i reperti. E niente, io ti ringrazio, ci hai fatto fare una passeggiata fra sacro e profano, molto sul sacro, devo dire che è stato interessantissimo. Come concludere? Cosa vuoi dirci? Qualcosa per chiudere, Augusto? Insomma, cosa Progetti futuri, progetti, no, no, qualche altro, un auspicio un che auspicio. sì, nel senso che si spera che, visto che la fortuna ha voluto che nella nostra terra ci sia un patrimonio così diffuso, così bello di questi monumenti che appunto ci ha lasciato la civiltà nuragica, e non solo, pensiamo anche alle domus, e quindi l'auspicio è che ci siano sempre più finanziamenti, sempre più scavi, che siano coinvolti sempre più tanti giovani archeologi che si sono formati, hanno speso tanto tempo, insomma, della loro vita, delle loro finanze per formarsi, e tanti purtroppo sono a spasso in una terra che invece potrebbe darci tantissimo. Perché l'archeologia, oltre che, dico, il dato scientifico in sé, che è importantissimo, secondo me è un volano per l'economia non indifferente. Quindi, finito lo scavo, messo in sicurezza il sito, può diventare un valore aggiunto, no? Per la nostra economia. E E diciamo questo, anche che questa peculiarità che abbiamo noi in Sardegna è il fatto che si potrebbe applicare un turismo che non è copiabile e non è delocalizzabile. Cioè, chi vuole vedere esattamente, queste cose deve venire qui, certo, perché non c'è altra non c'è. soluzione, esatto, Va bene. esattamente. Augusto, io ti ringrazio per aver accettato l'invito e per averci accompagnato, ci hai presi per mano e ci hai accompagnato in questo viaggio meraviglioso attraverso la cultura nuragica. Do appuntamento ai nostri ascoltatori a venerdì prossimo. Ci sarà l'archeologa Gianfranca Salis che ci parlerà di Sarco e Sforros, quindi ci parlerà del territorio di Villa Grande. Un caro saluto e buona domenica a tutti. Tanti saluti a tutti i tuoi ospiti, grazie mille anche a te Pierluigi. Ciao, arrivederci.